Ciao, ciao. Ragazzi, come diceva lui. Dunque, ma siamo in diretta, fantastico. Ecco, ci mancava pure una diretta, va, che oggi ho parlato poco. Allora, cari amici e soprattutto cari nemici, oggi è successa una cosa abbastanza di sostanza e un problema di metodo. Dunque, se volete tutta la storia spiegata, lo spiegone nei minimi dettagli, con i riferimenti anche eccetera eccetera, potete andare sul canale Telegram mio di Alberto Bagnai, e trovate il riassunto di tutte le puntate precedenti in una mozione a firma Pesco, Bagnai ed altri, era il gruppo Bilancio e Finanze 5 Stelle Lega, del marzo del 2019, quindi diciamo più o meno esattamente 2 anni fa. Perché cosa era successo 2 anni fa? 2 anni fa c'era stato il giudizio di primo grado al Tribunale dell'Unione Europea sul ricorso presentato dall'Italia contro la decisione della commissaria Vestager di considerare aiuto di Stato la ricapitalizzazione da parte del Fondo Interbancario di tutela dei depositi della banca Tercas. La vicenda è lunga, complessa e antica, e poi si riflette nelle successive vicende della Popolare di Bari, che si era appunto presa Tercas, che aveva bisogno di essere ricapitalizzata. Ma vi spiego qual è il punto della questione. Il punto della questione era se si parla di Vestager, una delle poche, non l'unica, commissaria riconfermata, perché evidentemente secondo loro aveva lavorato bene, non secondo i loro tribunali, ma secondo loro, diciamo, commissari. Se si parla di Vestager si parla degli aiuti di Stato. L'utilizzo del Fondo Interbancario di tutela dei depositi, che è un fondo di natura, diciamo, alimentato con i soldi delle banche, d'accordo? Quindi non con soldi pubblici, non con soldi provenienti dalle vostre tasse, per capirci. Essendo però un ente di, diciamo, natura dal punto di vista giuridico, insomma, i versamenti delle banche sono obbligatori, insomma, c'erano dei cavilli legali tali per cui la commissaria aveva eccepito che questi in fondo era come se fossero soldi pubblici, e in virtù del loro essere potenzialmente assimilabili a soldi pubblici, il loro uso per ricapitalizzare la banca Tercas costituiva un aiuto di Stato, e quindi questi soldi devono essere restituiti, cioè la solita storia. Allora, il problema non è neanche tanto questo specifico episodio, quanto il fatto che questo specifico episodio all'epoca, si parla di un intervento fatto nel 2014 di ricapitalizzazione e di una valutazione espressa dalla Commissione europea, dalla Vestager, nel corso del 2015, d'accordo? Durante il 2015, verso marzo mi sembra, la Vestager, è tutto comunque sul canale Telegram, nel testo della mozione che facemmo nel 2019, la Vestager disse una cosa: avete ricapitalizzato con il fondo interbancario Tercas? Secondo me sono aiuti di Stato, apro un'istruttoria. Mentre questa istruttoria era in corso, siccome, diciamo, piove sempre sul bagnato, le 4 banche, di cui almeno 2 commissariate, o forse tutte e 4, onestamente adesso non ricordo tutti i dettagli, vi ricordo quali erano, così ve lo ricordate anche voi: Etruria, Marche, Carife e Carichieti. Quelle 4 banche
cominciavano ad avere dei problemi, e anche lì il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi aveva aveva nella sua disponibilità dei fondi che sarebbero serviti a, risanarle. Poi adesso mi esprimo in modo un po' grossolano, un intervento che forse non sarebbe stato risolutivo, ma che avrebbe però evitato quello che poi è successo, cioè sostanzialmente la liquidazione coatta amministrativa, l'anticipo del cosiddetto bail-in, con tutte le catastrofi che seguirono. Mentre si stava ragionando dell'uso del fondo interbancario per salvare le 4 banche, però, il governo italiano era sotto pressione, perché stava aspettando il giudizio della Commissione sull'uso del fondo interbancario per salvare Tercas. E se ben ricordate, qualcuno se lo ricorderà, ci fu proprio una lettera della Vestager e di un altro commissario che sostanzialmente adombrava il fatto che se si fosse utilizzato il fondo interbancario per salvare le 4 piccole sarebbe stato assimilato anche quello a un aiuto di Stato, ma era un'interlocuzione di carattere informale. Cioè, fondamentalmente, ve la dico in un altro modo, approfittando del fatto che il governo italiano era sub iudice nel caso Tercas, la Commissione europea minacciò il governo italiano, non esplicitamente, ma implicitamente, non formalmente, ma informalmente, di ritorsioni se avesse salvato le 4 piccole banche. E questo emerge abbastanza chiaramente dalla successione degli eventi e dalla successione dei documenti dell'epoca. Tal che nel caso delle 4 banche non esiste un atto della Commissione, un atto formale della Commissione impugnabile, mentre nel caso di Tercas sì, perché nel caso di Tercas la Commissione disse adesso restituite i soldi, quell'atto venne impugnato e l'Italia ha vinto in 2 gradi di giudizio. Ora, il fatto che un meccanismo sostanzialmente privatistico, d'accordo, non possa essere utilizzato per salvare delle banche private senza configurare aiuto di Stato è un'assurdità. Non sono soldi pubblici, non sono soldi dello Stato, non è un aiuto di Stato. Se vi andate a vedere, adesso non me li sono riletti, ma insomma all'epoca nel blog ce ne occupammo abbastanza, d'accordo? Perché era abbastanza scandaloso quello che stava succedendo, ed era soprattutto scandaloso il fatto che il governo all'epoca non avesse un minimo di spina dorsale per opporsi a quello che la Commissione gli chiedeva. E vi ricordo che far saltare quelle 4 banche, mandarle in liquidazione, costò il 60% della capitalizzazione di borsa del comparto banche, cioè ci fu un crollo del 60% degli indici del comparto bancario nella borsa italiana. Una distruzione di risparmio, sì, perché se uno i suoi risparmi li investe magari in azioni perché ama il rischio, eccolo servito, si trova con meno della metà dei soldi che ci ha messo. Non è una bella cosa, può succedere, e che possa succedere si sa, si chiama capitale di rischio apposta perché rischi, ma che una perdita simile si materializzi perché un governo privo di spina dorsale si flette di fronte a una commissione che agisce con protervia, fra l'altro lanciando il sasso e nascondendo la mano, è una cosa che lascia allibiti. Allora, attenzione, non vorrei che, quelli che preferiscono Bagnai anti-europeista qui si rallegrino troppo, perché tutte queste cose, come al solito quando si parla male dell'Europa, cioè dell'Unione Europea per essere più precisi, è sempre fattuale quello che si dice. Questa è una sentenza definitiva, e quindi, come altresì trovate scritto nel testo della mozione che è su Telegram,
quello che succede ci dà una base giuridica. La base giuridica, credo di ricordare, adesso vi cito quel trattato inutilmente lungo, credo che sia l'articolo 266, dà una base giuridica per andare a chiedere risarcimento all'ente che ha causato il danno, e l'ente che ha causato il danno è la Commissione, che quindi adesso si frugherà le tasche, e speriamo che, grazie all'autorevolezza del presidente Draghi, peraltro non mi ricordo all'epoca come agì la vigilanza europea che era in capo appunto al presidente Draghi, ma siccome queste 4 banche erano banche piccole, suppongo che la vigilanza europea non fosse coinvolta, ma che fosse coinvolta la vigilanza nazionale, che a sua volta lamentò l'entrata a gamba tesa della Commissione, se non ricordo male. Ma comunque tutti gli atti, torno a dire, sono citati nella mozione che scrivemmo 2 anni fa e che trovate sul canale Telegram. E come sempre, quindi, se volete, potete leggere questo intervento come l'intervento del Bagnai europeista, quello che piace ad alcuni ma non piace ad altri. Cioè, sentite, la verità è che esiste, diciamo, un unico Bagnai, ed è già troppo a giudizio di molti, probabilmente me compreso, e esiste un'unica Unione Europea, dove si è trovato il proverbiale giudice a Berlino. E adesso però, naturalmente, avendo trovato il giudice a Berlino, noi auspichiamo che il governo italiano, diciamo così, si faccia sentire. Ma soprattutto, siccome, come dire, per quanto si possa frugare nelle tasche la Commissione europea un Luigino d'Angelo, per fare il nome di una delle vittime di questa simpatica storia, da restituire alla famiglia, non lo troverà degli euro, troverà, se vorrà, insomma, un guidrigildo, ma non si restituiscono vite distrutte, non si restituiscono imprese distrutte, non si restituiscono risparmi distrutti, no? Perché è ovviamente impossibile andare a stabilire un nesso causale preciso, nonostante esso esista, fra questo evento e lo sbriciolio di risparmi che è stato fatto. Il tema, quindi, anche se il tema del rimborso, più esattamente del risarcimento del danno, mi sembra fondamentale, e sono curioso di vedere se e come sarà affrontato dal governo che sostengo e che da parlamentare, diciamo così, esorterò a prendersi cura della problematica. Ma qui, più che altro, il problema è un problema di metodo. Cioè, io mi auspico che dopo che questa persona, che con la sua, diciamo, imperizia, imprudenza, negligenza, con la sua colpa, non con il suo dolo, ha sdraiato il nostro paese, d'accordo? Viene condannata dalla più alta istanza giuridica di questo lembo pretenzioso di continente, che pensa di essere il sale della terra e che, anche grazie alle istituzioni che si è dato, sta invece perdendo rilevanza sullo scenario globale. Ma lasciamo stare questo. Dopo che questa signora si è presa sta bella condanna, oltre a frugarsi nelle tasche, susciti in qualsiasi cittadino del mondo un simpatico sorriso di sufficienza, anziché l'attuale timore reverenziale, ogni volta che si sente dire, che ne so, all'Italia si aspetta il parere della Vestager, non so, Ilva si aspetta la Vestager, devo parcheggiare, aspetto la Vestager, devo fare la spesa al Carrefour, aspetto la Vestager, oppure forse la faccio al Conad perché me l'ha detto la Vestager. Ma di che stiamo parlando? Un paese deve fare delle scelte e deve decidere innanzitutto di difendere se stesso, e deve applicare quel vecchio topos, diciamo, della commedia all'italiana, no? La Vestager non è contenta, la Commissione non è contenta. Se una cosa è manifestamente ingiusta, se è dannosa, non la si fa, e alla Commissione si dice fammi causa, perché sarebbe stato molto meglio andare in una eventuale procedura di infrazione che, ceteris paribus, mi pare di capire, non ci avrebbe visto soccombenti, piuttosto che fare il contrario, cioè piegarsi, causare un danno mostruoso
e poi chiedere dopo a sanatoria, diciamo, il risarcimento di questo danno, perché, ripeto, sono danni non risarcibili, non mi riferisco a quello che, diciamo, non solo e non tanto a quello che è morto, siano imprese o persone, ma proprio al fatto che, diciamo, i soldi hanno un valore non solo diciamo così, nello spazio, ma anche nel tempo. Il fatto che si sia dovuti incorrere in delle perdite simili 6 anni fa, d'accordo? Me li ridai con gli interessi, con quali interessi? Allora, diciamo, qui è chiaro che c'è qualcosa che non va, dobbiamo imparare qualcosa da quello che è successo. Dobbiamo imparare che se una cosa è manifestamente assurda, ha senso per un governo, ma anche per un individuo, resistere e non farla. E questa, ancora una volta, non è un'idea di Bagnai. C'è per esempio una tragedia di Sofocle che Bagnai ha portato alla maturità, per quelli che si interessano di questi dettagli biografici, che è l'Antigone, che spiega perché non si deve fare, perché non si deve dare retta a dei precetti assurdi. Però naturalmente è una tragedia greca, e credo che sia anche per questo che uno dei simpatici effetti collaterali del progetto politico in cui siamo immersi è stato quello di cancellare appunto la Grecia.